l'ultima speranza. Vediamo come va. Hanno detto che Sant'Antonio fa il miracolo e speriamo di sì, insomma. Desidero una persona per la mia vita. E quindi decide di affidarsi a Sant'Antonio. Assolutamente sì. In realtà io non ci sto più pensando. Mia mamma mi ha detto: guarda, c'è questa messa, visto che sei a Padova, io sono toscana. C'è chi è venuto per curiosità, chi invece con il preciso obiettivo di iniziare un percorso che possa portare alla svolta della propria vita. È la messa dei single. Per la quarta volta la particolare cerimonia viene celebrata alla Basilica del Santo. Certo, non si va pensando di trovare concretamente l'anima gemella durante la messa, ma nella speranza che preghiera e fede aiutino a incontrare la persona giusta. Separati o delusi da storie passate, o chi è ancora in cerca del vero grande amore. Un'iniziativa che cerca di venire incontro, direi così, nella nostra esperienza a tante situazioni di persone sole, di persone che, così direbbe il nostro poeta in questo centenario, nel mezzo del cammino di nostra vita, magari così tra i 30, i 40 e i 50 anni, si ritrovano per varie situazioni soli, con il desiderio, direi, di capire anche qualcosa della propria vita, di trovare, ecco questo è anche il senso di chi viene qui in Basilica, di trovare un orizzonte anche di senso, ma che può essere anche certamente un incontro, una relazione. Dai 30 ai 40 anni la fascia più importante di fedeli a riempire i banchi della Basilica. C'è anche bisogno di recuperare socialità dopo un anno e mezzo di pandemia che ha prima cancellato e poi raffreddato le relazioni. Essendo una messa per i single magari, chi lo sa. Però diciamo che non vengo solo per il fatto che essendo single, ma vengo perché comunque è sempre una messa, sempre una bella cosa. Non è che uno si aspetta di trovare qualcuno, è proprio il piacere di sentire delle parole buone, di serenità, così, che riempiono il cuore. Decisamente più complicato conoscere gente, più profonde le ferite della solitudine, quindi insomma si cerca un conforto dove lo offrono. Non si fidano dei social e delle tecnologie che promettono amore o anima gemella con troppa facilità. E allora la preghiera e la fede diventano un aiuto per abbracciare la serenità, affidandosi al santo delle cose perdute, invocato per ritrovarle. Spero che trovi anche me allora.